Salve, tifosi del Napoli! Siamo tornati con un altro aggiornamento sul mercato dei trasferimenti che promette di scuotere la scena europea. Se non siete già iscritti al canale, cogliete l'occasione per iscrivervi e lasciare il vostro like per seguire tutte le novità in prima persona. Oggi parliamo di Victor Osimhen e di un possibile accordo con il Chelsea. L'attaccante nigeriano, che ha dimostrato grande qualità e costanza al Napoli, è nel mirino dei Blues. Tuttavia, la situazione è alquanto complicata. Osimhen vuole lasciare il Napoli, ma non vuole andare in prestito. Crede di poter giocare in Premier League per più di una stagione e il Chelsea lo sa. Per realizzare il trasferimento, il Chelsea dovrebbe sborsare più di 100 milioni di euro, cifra che, a causa delle restrizioni del fair play finanziario, è al di là delle attuali possibilità del club. Pertanto, i londinesi sono alla ricerca di un prestito con obbligo di acquisto alla fine dell'anno. Inoltre, il Napoli è interessato a Romelu Lukaku, sempre del Chelsea, come potenziale sostituto di Osimhen. Questa situazione potrebbe aprire lo spazio per uno scambio tra i club, riducendo il valore totale dell'affare e facilitando la mossa finanziaria. Ma non finisce qui. Real Madrid e Chelsea stanno studiando uno scambio di portieri. Andriy Lunin del Real Madrid vuole giocare di più, mentre Kepa Arrizabalaga, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Real, vuole rimanere nel club merengue. Per Kepa, essere il sostituto di Thibaut Courtois non è un problema e ha il sostegno di Carlo Ancelotti. Lunin, dal canto suo, ha l'età ideale per cercare un posto da titolare e non vede alcun problema in un eventuale passaggio. Cosa ne pensate di queste mosse? Pensate che uno scambio tra Osimhen e Lukaku possa avvenire? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Forza Napoli e alla prossima!